Saranno le montagne della Val Belluna, la cornice della prima italiana del campionato mondiale di parapendio, che si preannuncia una rassegna dai grandi numeri. Dall'1 al 15 luglio ben 150 atleti di 48 nazioni arriveranno a Feltre ad infiammare la lotta per il podio. Mai nelle edizioni precedenti si era registrata una partecipazione così massiccia, con la presenza di ben 10 nazioni in più rispetto all'ultima competizione iridata svoltasi in Colombia. Un'occasione d'oro voluta dall'intera cittadinanza. Si è riusciti a far rete, si è creato un entusiasmo, un'atmosfera, una volontà dal basso che fa crescere e fa volare l'intera città. Questa volontà è nata attraverso una sinergia molto, molto importante, ha legato insieme i commercianti, ha legato insieme altri organizzatori di manifestazioni importanti della nostra città, la mostra dell'artigianato, il Palio della città di Feltre, insomma un collante unico che ha come chiave e tema conduttore il volo. Ma la 15 giorni sarà ridata anche all'insegna del turismo attraverso gli storici borghi della provincia di Belluno, dalle specialità gastronomiche del territorio alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche. Ci sarà l'occasione per tutti, ci sarà di provare anche sport alternativi quali biciclette, ferrate, canyoning, quindi molte anche le attività collaterali che sono qui predisposte. Abbiamo un'Expo degli sport outdoor e volo libero l'1 e il 2 luglio per iniziare alla grande, dove 48 nazioni contenderanno qui il campionato mondiale di parapendio. Per celebrare la manifestazione, Poste Italiane ha emesso un francobollo tematico ispirato ad uno scatto eseguito dal pilota e fotografo Andrea Schenal. Insomma, ora alla Val Belluna non resta che spiccare il volo.